Una sentenza storica, quella che è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Vicenza per il maxi inquinamento dei FAS. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 533, 535, Codice di procedura penale, dichiaro Osoda Maghi responsabile dei reati di cui ai capi A e B. Dopo 6 ore di Camera di Consiglio, la Corte ha disposto 141 anni complessivi di carcere ai vertici della ex Miteni di Trissino, chiamati a rispondere nei diversi periodi storici in cui hanno amministrato l'azienda chimica. Previsti 58 milioni di euro di risarcimenti vari. Articolato il dispositivo che ha previsto la soluzione parziale per alcuni imputati, ma che nel complesso ha accolto e superato le richieste della Procura in un clima di festa liberatoria dei comitati radunati per il pronunciamento. Vi è una conferma delle imputazioni, quella di avvelenamento di acque, di disastro ambientale innominato, di inquinamento ambientale e anche, non dimentichiamolo perché è distonica rispetto all'oggetto giuridico dell'inquinamento, per il reato di bancarotta fraudolenta con profili anche innovativi che possiamo definire sotto molti profili bancarotta ambientale, da condotte di inquinamento che si riflettono sulla correttezza dei bilanci e delle scritture contabili della società. È meglio che stia zitto perché sono rispettoso delle istituzioni, quel che ho da dire sono molte cose, le dirò nei motivi d'appello, che è la sede appropriata. Eviterei tutte le cose che ci sono state qua che mi sembrano fuori luogo. Grazie. Sembrerebbe che siano stati esclusi dal risarcimento danni gli ex lavoratori della Miteni, che sono le persone più contaminate da queste sostanze al mondo. Chiaramente questa è una decisione che ci lascia sorpresi e amareggiati. Adesso vediamo, ovviamente dovremo aspettare le motivazioni per vedere qual è la giustificazione per cui non sono stati riconosciuti i risarcimenti dei lavoratori. Sono stati invece riconosciuti quelli delle associazioni ambientaliste, però chiaramente questo ci lascia con l'amaro in bocca. Allora, è stato accolto, anzi è stato anche modificato quello che è stato richiesto dal PM, perché il PM aveva anche ipotizzato delle assoluzioni. Siamo soddisfatti, credo sia stata una sentenza coraggiosa, assolutamente restitutoria anche per gli interessi delle parti che ho rappresentato, e credo di poter ringraziare la Corte e i colleghi per il lavoro immenso che è stato fatto in questi anni. Ora la strada non è certo in discesa, abbiamo altri 2 gradi del giudizio, tuttavia questa sentenza ci dà sicuramente coraggio.